Amiche e amici della divisione Calcio a 5, il più cordiale buon pomeriggio da parte di Gioele Anni. Benvenuti al palazzetto dello sport Parco Enrico Mattei di San Donato Milanese. Sono in campo, le vedete, per la 23esima e quartultima giornata della stagione regolare di Serie A femminile. Kick-off e Lazio, una sfida in pienissima zona playoff. Campionato che torna dopo la pausa per la Final 8 di Coppa Italia con la kick-off sconfitta in finale dal Bitonto. Lazio che invece si era fermata ai quarti di finale contro l'Occasa Falconara. In classifica queste due formazioni sono al quinto e settimo posto. Quinta la kick-off, che è stata agganciata da CMB, che ieri ha vinto la sua partita contro Audace Verona. Dunque 36 i punti della kick-off, quinta in classifica. Sono 31 i punti della Lazio, che al momento è settima e quindi ha l'obiettivo in questa partita di provare ad accorciare le distanze proprio sulla kick-off. Ricordo che si qualificano ai playoff le prime 8 della graduatoria, con tabellone che si compone dalla prima contro l'ottava, seconda contro la settima e via continuando. Siamo nel finale della stagione, ultime 4 giornate, dunque sprint finale prima della post-season. Kick-off allenata da Riccardo Russo, che ha tutte le giocatrici a disposizione, invece 3 assenze pesanti nella Lazio. Non c'è infatti la portiere Marianna Pepe e mancano anche Colucci e Conticelli, squalificate. Assenza pesante soprattutto quella di Colucci, giocatrice da 10 gol fin qui in campionato, oltre a quella di Pepe, portiere titolare della Lazio. Oggi comincia tra i pali Marica Umbro, è lei la portiere scelta per l'inizio di questa partita da Daniele Chilelli. In panchina invece per la Lazio la secondo portiere è Farinelli. Sta per iniziare la partita con arbitri che sono Domenico De Candia di Molfetta e Daniel Fior di Castelfranco Veneto. Simone Zanfino di Agropoli è il cronometrista. Cominciata kick-off Lazio. Subito un lancio sbagliato, Bovo con la prima conclusione e la prima parata da parte di Umbro. Subito chiamata in causa la portiere della Lazio, che come detto gioca al posto di Marianna Pepe, portiere solitamente titolare, oggi assente. Novità in porta anche nella kick-off, perché parte dalla panchina Denise Carturan e gioca invece titolare Ilaria Brugnoni, che solitamente è la seconda per mister Riccardo Russo, ma oggi parte titolare Brugnoni. Siclari per la rimessa, alza palla Vanessa col mancino che termina largo. Primo spunto della fortissima giocatrice brasiliana. Ghilardi, Bruna Borges, pressione alta della Lazio, Vanessa subito a contrastare Gabi De Souza. Gabi prova lo scambio con Ghilardi. Rimessa in favore della kick-off. Si muove Bruna Borges, cercata sulla corsa, ha coperto molto bene la strada Pasqual. Vanessa, suola per Siclari. Barca, squadra molto esperta la Lazio, tante giocatrici che in carriera hanno vinto titoli in Italia e non solo. 4 scudetti per Siclari, 3 volte pallone d'oro di futsal. Vanessa, palla profonda per Barca che non riesce nella deviazione. Occasione però, attenta a Brugnoni. Bruna Borges, bello il pallone in corsia per Gabi De Souza. In avanti per Bovo, sponda per Gabi. Gabi col destro, tiro debole salvato da Vanessa. Barca cerca lo scatto di Siclari con un pallone troppo profondo. Subito partita con buoni ritmi, una bella azione della kick-off, un ottimo lavoro di sponda da parte della capitana Arianna Bovo. Perde palla a Gabi, c'è Pasquale in mezzo e molto brava Gabi a rimediare al suo errore. Borges, stop, Bruna Borges, punta l'area, Borges difende, viene aggredita regolarmente da Barca e poi l'ultimo tocco è di Siclari. Trascorso il primo minuto e mezzo di gioco a San Donato Milanese, 0-0 ma intensità subito elevata. Ghilardi, avanti per Bovo, rimpalli con Pasqual, ultimo tocco dell'esperta giocatrice
nazionalità spagnola. Corinne Pascual, classe 1981. Ghilardi protegge, suola per Bruna Borges, capisce tutto la capitana della Lazio Barca, che poi ottiene la rimessa nonostante la protesta di Ghilardi. Bovo prima di Pascual, c'è Borges davanti, prova a cercarla Bovo, palla recuperata Pascual, sbaglia il tocco. Generosa la rincorsa di Greta Ghilardi. Pressione di Siclari, ultimo tocco della numero 5 della Lazio. Lazio che non vince da 5 partite consecutive, contando anche la Coppa. L'ultima vittoria è arrivata contro il Foligno il 15 di febbraio, poi un pareggio e 3 sconfitte in campionato, una sconfitta in Coppa Italia. Bruna Borges, bel taglio profondo per Ghilardi, si impegna Ghilardi, la palla è uscita prima del controllo della numero 3 della kick-off. Dunque momento non positivo per la Lazio, che nella Final 8 di Coppa Italia a Mola di Bari si è fermata ai quarti, sconfitta dall'Ocasa di Falconara per 5-2. Protegge Pascual. Siclari in avanti, pallone letto con facilità, lascia scorrere Brugnoni. Primo cambio nella kick-off, in campo Getulio al posto di Bovo. Siclari ruba palla, Siclari in mezzo c'è Pascual, Siclari prova l'assist, non passa il pallone centrale. Sempre pressione molto alta però della Lazio, chiamata dall'allenatore Daniele Chilelli. Siclari dentro, Pascual, pivot, sponda, Barca! Bellissimo gol di punta, la capitana porta avanti la Lazio, 0-1. Azione perfetta della Lazio, grande sponda di Pascual e puntata precisa di Cecilia Barca, segna il suo terzo gol in stagione per lei, che ha la sua 10ª annata con la Lazio, una sola maglia e terzo gol di quest'anno. Ghilardi per la reazione, pallone che finisce in fallo laterale. Dunque al quarto minuto appena iniziato il gol della Lazio con Barca. Bruna Borges per il fallo laterale. Scambio, Borges con la punta, scalda le mani di Umbro. Getulio per la battuta dall'angolo. Umbro ci mette le mani, può partire Vanessa. Attenzione, c'è Pasquale a destra, servita Pasqual per Vanessa, tocco sotto, dolcissimo. In 2 minuti 2 gol della Lazio, raddoppia Vanessa, 0-2. Davvero splendida la ripartenza nata dal corner smanacciato da Umbro, con Vanessa che prima ha passato perfettamente a Pasquale e poi col sinistro morbido ha scavalcato Brugnoni. Adesso Vanessa ruba un altro pallone e poi lo perde. Gabi De Sousa, Gabi in scivolata, non trova la porta. Primo cambio anche nella Lazio, è uscita Pasquale dopo l'assist per Vanessa. È entrata con la maglia numero 2 Irene Pantano. Pressione di Getulio, finisce a terra Vanessa, primo fallo della partita. Poi abbraccio sportivo tra le due brasiliane, Getulio e Vanessa. Lazio che abbiamo detto si è fermata ai quarti in Coppa Italia Final 8 con le squadre di Serie A, ma che invece ha vinto la competizione Under 19 e in campo in quella squadra c'era proprio anche Pantano, che è appena entrata e che ora va alla caccia del primo pallone senza riuscire a controllarlo. Anche un gol per Pantano nella finale contro il Cagliari, vinta 5-3 dalla Lazio Under 19. Doppietta per Moro, che è una ragazza del 2009 che oggi siede anche in panchina con la prima squadra. Vedremo se entrerà in campo nel corso di questa partita. 15 anni. Dunque Ilenia Moro e Irene Pantano in campo nella finale che la Lazio Under 19 ha vinto in Coppa Italia la scorsa settimana. È entrata anche Yokisalo, riceve il primo pallone, lo scaraventa lontano sulla pressione della kick-off. Superato il 6° minuto di gioco, Lazio avanti 0-2 a San Donato Milanese, con i gol in rapida successione di Barca e di Vanessa.
Gabi De Souza, si muove Pellegrini, anche lei appena entrata cerca un tacco molto complicato, non riesce nella giocata Faustine Pellegrini. Kickoff colpita dai 2 gol, che deve provare a reagire. Pronta a rimettere in gioco Ilaria Brugnoni. Getulio. Pantano lotta, poi scontro, alla meglio Vanessa. Punta l'area, Vanessa, destro, Brugnoni, sicura. Spazi stretti per la kickoff con il solito pressing della Lazio. Pellegrini, Getulio. Salta Pantano, corre Getulio. Palla interna, Borges con la suola, Borges tocca per Getulio. Trova l'angolo giusto, accorcia le distanze la kickoff con il gol al 6° minuto di Getulio, 1-2. Palla profonda, subito partita dunque spettacolare e accesa con 3 gol nei primi 5 minuti, poco più di partita. Getulio ha accorciato le distanze per la kickoff, grande assist di Borges. Vanessa a sinistro in mezzo, Yokisalo mischia, si salva in qualche modo la kickoff, riparte Getulio. 3 contro 1, Getulio offre Bruna, Borges e Pellegrini non arriva a chiudere, palla fuori. Entra subito in partita anche il pubblico del Palamattei con il primo coro di incitamento alla kickoff. Kickoff che dunque ha riaperto subito la partita dopo aver subito il doppio svantaggio grazie al gol di Jessica Getulio, 12° in stagione per lei. Gabi per Bruna, Borges, tocco sotto, non trova la porta, altra occasione, Borges. Sicla riprova una giocata volante, poi chiede calma a Umbro, momento non facile ora per la Lazio dopo aver subito il gol della kickoff. Bruna, Borges, Pellegrini non riesce a liberare il sinistro, Pellegrini difende, Pellegrini portata sul lato da Barca, ottiene una rimessa laterale, sarà battuta da Borges, tocco Pellegrini, ottiene il calcio d'angolo, spinge la kickoff alla ricerca del pareggio dopo aver dimezzato il doppio svantaggio iniziale. Pellegrini, sinistro, respinto, ancora Pellegrini, deve chiudere l'azione, rischiava la ripartenza qui da parte della Lazio. Fuori Gabi De Souza nella kickoff, rientra Greta Ghilardi. Barca. Yokisalo gira bene per Ruffini, primo ingresso anche per lei, poi fermata a Barca. Allenatori che danno fondo alle rotazioni in campo, maglia numero 11 nella Lazio, ora anche Ruffini. Palla dentro, cercata da Yokisalo, non trova le compagne. Buona copertura da parte di Barca. Sono trascorsi 6 minuti e 16 secondi in questo primo tempo, ancora 13:40 da giocare. Scontro, si gioca, Getulio guarda la porta, Getulio, e grande parata da parte di Umbro, mette sulla traversa. Splendido intervento di Marica Umbro a negare il gol del 2-2 a Getulio. Ghilardi, sinistro sul corpo di Yokisalo. Vicino alla doppietta personale, Getulio. È stata lei a segnare il gol dell'1-2 per la kickoff. Ghilardi, sinistro respinto, non riesce a ripartire Ruffini. Gol della Lazio segnati da Barca
e da Vanessa, che è salita a quota 17 in stagione. Getulio, pressione di Ruffini, Getulio riparte da Brugnoni, passaggio della portiere, trova l'anticipo però di Iochisalo, poi Getulio recupera, scontro in mezzo campo con Barca, Bruna Borges mette ordine, Pellegrini pressata, recupero di Barca, tocca Ghilardi, un po' di spazio per Borges, Borges può puntare, le finte, Ghilardi, si libera Getulio, occhio al destro, respinto in traiettoria Ruffini, ma adesso kick-off che spinge, trascinata da Jessica Getulio, in gran forma fin qui in questo pomeriggio. Rientra Bovo nella kick-off, fuori Pellegrini. Bruna Borges, può puntare Ruffini, lascia con la suola per Bovo che non passa, ottima copertura da parte di Barca, battuta veloce, Borges prova a sorprendere Umbro che invece è molto reattiva. Marica Umbro, portiere classe 2003, cresciuta Umbro nel settore giovanile della Lazio in cui gioca dal 2018, nativa di Roma, oggi assente Marianna Pepe. Lazio subito col portiere di movimento nonostante la situazione di vantaggio, entrata Siclari, giocando dunque da giocatrice aggiunta in attacco. Eccola Siclari, giro palla Vanessa Pasqual, Vanessa Iochisalo, Vanessa studia l'azione la Lazio con la superiorità numerica, Iochisalo, Siclari, portiere di movimento subito scelto da Chilelli, Iochisalo, Vanessa, palla interna, Bruna Borges lotta, naturalmente la porta è vuota, molto attenta a Barca e arriva subito il nuovo cambio con Umbro che riprende il suo posto nella porta della Lazio. Attenzione alla pressione su Ghilardi, Bruna Borges vince un rimpallo, poi stesa con il fallo da parte di Barca. Qualche protesta da parte di Cecilia Barca, arbitri inflessibili nel accordare il calcio di punizione alla kick-off senza cartellino per Barca. Ancora 11:35 da giocare nel corso di questo primo tempo, dunque giocati 8:25. Ghilardi, scarico per Bovo, Getulio, si muove Bruna Borges, scambio con Ghilardi, offre per Bovo, arriva ancora Getulio, dentro per Ghilardi, Ghilardi protegge, cerca ancora Getulio, molto attenta la finlandese Iochisalo, la sua copertura. Getulio con un destro forte che ha trovato una deviazione, corner per la kick-off. Bruna Borges, si stacca Bovo, cercata, trovata invece Vanessa. Ripartenza della Lazio condotta da Pasqual che sbaglia l'appoggio per Iochisalo. Pasqual che invece aveva gestito magistralmente un contropiede al quinto minuto, servendo l'assist per il 0.002 di Vanessa. Sbaglia Ghilardi, nuovamente portiere di movimento per la Lazio, ancora Siclari al posto di Umbro. Eccola Siclari, taglio di Iochisalo, Siclari, Vanessa, circolazione insistita, Siclari, Barca, Vanessa, Iochisalo, passaggio rapido per Barca, torna indietro da Siclari, Barca, Siclari, Vanessa, Iochisalo, gira più rapida ora la palla, Iochisalo, Vanessa, prova a liberare spazio per la giocata, Siclari, Barca, azione molto insistita, Pasqual da pivot, scarico con Vanessa, Siclari, si muove Iochisalo, o almeno accenna un taglio,
Difende con ordine la kick-off. Siclari alza palla per Yokisalo, in dietro arriva Siclari, appoggia ancora per Vanessa e continua il possesso. Siclari, Barca dentro per Pasquale, prova a liberarsi, recupera Barca a contrasto con Bovo, di fisico molto bene Barca. Vanessa, si dispongono le giocatrici della Lazio. Siclari dentro, Pasquale, sponda, Vanessa. Quasi una partita a scacchi in questo momento, con la Lazio che sceglie la portiere di movimento. Vanessa, sempre Vanessa, Yokisalo, c'è Barca libera sul secondo palo. Siclari, Barca con la sponda, Siclari, Vanessa prova a imbucare e alla fine questo lungo possesso si conclude con un nulla di fatto. Rientra Umbro, rischia la kick-off perché Borges ha provato a sorprendere la Lazio. Il suo rilancio è stato respinto. 9:15 da giocare nel primo tempo. Vanessa con lo stop può condurre la transizione. Vanessa apre bene per Yokisalo in mezzo. Vanessa, ancora il tocco, Barca attraversa e poi clamorosamente da 2 passi Yokisalo alto. Lazio vicina al punto dell'1-3. Gabi De Souza, giocata su Barca, netto fallo della capitana della Lazio. Adesso panchina della kick-off protesta perché vorrebbe un'ammonizione per Barca che non arriva. È arrivata invece l'ottima giocata di Gabi con il suo dribbling. Riposo per Getulio, in campo Ghilardi nella kick-off. Bovo pronta a battere la punizione con Ghilardi vicino a lei. Gabi più staccata, invece Bruna Borges zona porta. Bovo, tocco, Ghilardi sinistro sul corpo di Pasquale, Gabi De Souza alto. Resiste la Lazio e torna col portiere di movimento, ancora in campo Siclari al posto di Umbro. Vuole provare e riprovare questa situazione coach Daniele Chilelli. Adesso Siclari accenna un taglio, Yokisalo la trova tra le linee. Vanessa bene per Pasquale che non aggancia. Kick-off che vuole ripartire in fretta, ma si ferma il gioco. Bisogna ripartire dalla portiere Brugnoni. Copertura Yokisalo, Ghilardi da metà campo addosso a Vanessa. Buona palla per Pasquale. Pasquale passa con un rimpallo. Vanessa di prima, gran palla, Barca, tocco sotto e la doppietta di Cecilia Barca porta la Lazio sull'1-3. Otto minuti e 9 secondi da giocare. Dunque, quando siamo ancora nel corso del 12° minuto, arriva il terzo gol della Lazio con Barca. Arriva anche il momento del primo time out del pomeriggio. E Barca oggi segna una doppietta, aveva segnato 2 gol fin qui in tutto il campionato. Stagione importante di rilancio per Cecilia Barca, che era rimasta ferma praticamente per 2 anni consecutivi. Prima un infortunio al piede, poi la rottura del legamento crociato del ginocchio. Quest'anno è ripartita, ha ritrovato forma e anche lucidità sotto porta oggi con questa doppietta per la capitana della Lazio Barca. Uno sguardo ai risultati del turno, questa 23esima quartultima giornata del campionato nazionale di Serie A. Venerdì sera il Tiki-Taka ha battuto 2-1 il Cagliari nell'anticipo. 2 partite giocate ieri con CMB che ha battuto Audace Verona 7-4. Lamezia ha perso in casa 3-10 contro il Bitonto. In classifica Falconara che giocherà domani contro l'Atletico Foligno. In testa a +2 sul Pescara. Naturalmente Falconara gioca oggi pomeriggio più tardi alle 18 contro Foligno.
Pescara invece che ha il turno di riposo in questa giornata. Piccola pausa perché davanti alla panchina della Lazio forse è caduta una borraccia, c'era qualcosa, un liquido da asciugare. Adesso operazioni in corso e poi a breve si potrà ripartire con una partita fin qui molto vivace. Già 4 gol, 3 li ha segnati la Lazio con Barca 2 volte e con Vanessa. Getulio aveva momentaneamente segnato l'1-2 per la kick-off. Sono ancora da giocare 8 minuti e 9 secondi nel corso del primo tempo. Parquet asciugato, si può ripartire. L'ultima azione era stata il gol di Barca. Pressione immediata di Pasqual e anche di Ruffini che è rientrata in campo. Barca e Vanessa completano il quintetto della Lazio insieme alla portiere umbro. Giocata di Gabi De Souza, numero Gabi in mezzo per Borges, palo, Gabi, ancora Bruna Borges, ferma tutto Pasqual, palo clamoroso della kick-off. Accelera Bovo, non passa il pallone a cercare Bruna Borges. 17 i gol stagionali della numero 12 della kick-off, Bruna Borges, nell'ultima di campionato un poker al Bitonto. Corner guadagnato dalla kick-off. Bovo per la battuta forte, poi Borges tocca per Ghilardi, gran parata ancora di Umbro. Vanessa esce bene per Barca. Pasqual, grande stop, Pasqual d'esterno, non passa ancora, Pasqual, tiro respinto da Gabi De Souza, corner per la Lazio. Sette minuti 23 secondi ancora da giocare nel primo tempo. Ruffini fuori per Vanessa, pressione di Gabi De Souza. Ultimo tocco è stato di Vanessa, poi errore banale di Gabi. Ruffini combatte, Gabi prova a uscire da kick-off ma pasticcia Gabi De Souza. Non è riuscita qui a gestire il pallone la brasiliana alla prima stagione in maglia kick-off. Vanessa, Ruffini, si alza la pressione della kick-off, Ruffini prova a imbucare centralmente, poi vorrebbe proteggere ma la palla non arrivava dalle parti di Umbro, allora tocco fuori, Gabi con il destro improvviso, largo. E non di poco questa conclusione fuori misura. Ci ha provato Gabi De Souza, per lei sono 10 i gol in questo campionato, oggi fin qui non è riuscita a incidere. Ha inciso invece Vanessa con il gol del momentaneo 0-2, sponda di Pasqual, non si chiude la giocata con Barca. Barca, autrice fin qui di 2 reti. Sbaglia ancora Gabi, però è fortunata, la palla arriva a Bruna Borges. Ghilardi, Gabi De Souza, alza palla, trovata Bruna Borges, può puntare Ruffini, in mezzo per Bovo, giocata a destro, palla fuori, con deviazione corner. 6:22 ancora sul cronometro del primo tempo. Bovo forte, Bruna Borges non riesce a coordinarsi per la battuta rete. Borges che ha colpito poco fa un palo. Gabi per la rimessa, Bruna Borges, Gabi di punta, la palla fuori, non di molto. Era ben posizionata sul suo palo Marica Umbro, che adesso va a cercare subito Pasqual. Bovo cerca il dribbling, non passa su Ruffini. Amministra Vanessa. Sombrero, giocata splendida di Vanessa. Barca, Ruffini, non arriva il pallone verso Pasqual. Tutto il talento in esibizione di Vanessa Pereira, 37 anni ma ancora talento cristallino.
Brugnoni in avanti per Bovo, prova a passare contro Barca che difende, poi arriva l'aiuto tempista di Umbro. Pasqual. Male stavolta in avanti Vanessa. Bruna Borges, è rientrata anche Getulio. Ghilardi con il sinistro improvviso. Umbro vuole rientrare nella sua area, rischia qualcosa, c'è in agguato Bruna Borges. Barca subisce un colpo da Pellegrini. Pressione fallosa della giocatrice francese della kick-off. Lazio avanti 3-1, ma che comunque nuovamente fa ricorso alla portiere di movimento. Ultimi 5 minuti, poco più nel primo tempo. Rientrata Siclari con la maglia rosa da portiere a giocare come giocatrice aggiunta di movimento. Pasqual all'indietro, Vanessa pensa al tiro, lo prova e trova la deviazione di Ghilardi, palla fuori. Stavolta aperto molto bene gli spazi la Lazio col portiere di movimento. Vanessa. Ruffini. Siclari. Siclari con spazio, Siclari destro, Brugnoni e poi Barca non riesce a coordinarsi per il tap-in. In porta Siclari, non c'è stato il cambio di portiere per la Lazio. Getulio perde un brutto pallone, Ruffini lo recupera, non trova spazio per cercare Pasqual, poi Ruffini contenuta da Getulio. Adesso mister Chilelli effettua il cambio portiere con Umbro che torna a difendere la porta della Lazio. Getulio. Si libera la brasiliana, scambia con Ghilardi. Alza palla dove Pasqual copre, poi Getulio dentro, molto brava Ruffini che poi chiede il cambio, molto stanca dopo gli ultimi scatti. Deve però rimanere in campo Ruffini, si libera Ghilardi per Bruna Borges, sponda con la suola. Pasqual molto attenta. Arriva il cambio chiesto da Ruffini che ha speso molto nell'ultima frazione di gioco. Rientra Iochisalo. 4 minuti esatti ancora da giocare nel primo tempo, parziale di 1-3 in favore della Lazio. Ghilardi copre Iochisalo, poi l'ultimo tocco forse è della finlandese che finisce anche a terra. In effetti corner conquistato dalla kick-off. Si rialza Iochisalo dopo il contrasto con Ghilardi che ha provocato il corner in favore della kick-off. Pronta Getulio. Ghilardi in mezzo, Umbro, spaccata, splendida. Vanessa, gran dribbling, Vanessa dentro, capisce tutto Ghilardi. Può correre ora la kick-off con Ghilardi, punta Ghilardi, sposta Ghilardi, destro, Umbro. Tiro debole, facile per Umbro. Siclari ora rientrata non come portiere di movimento al posto di Pasqual. Brugnoni va in difficoltà, deve toccare in fallo laterale. Rientra anche Gabi De Souza al posto di Ghilardi. Vanessa, gran palla, Siclari al volo, non trova la porta. Altro assist sublime di Vanessa. La finta di Getulio, alza palla per Bruna Borges, Bruna fermata da Vanessa che adesso diventa importante anche in difesa. C'è il corner già battuto, Getulio indovina una parabola meravigliosa e la kick-off si riporta sotto. Getulio, doppietta, 2-3. Ispiratissima in questo pomeriggio Jessica Getulio, classe 93, ha raggiunto i 13 gol stagionali con questa doppietta e il secondo gol davvero stupendo, aveva pochissimo angolo, si è inventata una palombella meravigliosa. 3 minuti, poco più da giocare, ancora portiere di movimento per la Lazio, stavolta è Ruffini. Vanessa. Iochisalo.
Iochisalo sulla pressione di Gabi, gira Siclari bene, palla per Ruffini in mezzo e qui non si capisce con Barca. Ultimo tocco di una giocatrice della Kickoff. Sempre portiere di movimento per la Lazio, Vanessa. Siclari, Vanessa, guarda anche la porta, poi passa a Iochisalo, pressione di Gabi, la porta della Lazio è vuota, Vanessa va da Ruffini, prova a saltare Borges che difende, porta vuota per la Lazio, Getulio cerca Gabi, sarebbe diventata una situazione interessante. Sempre portiere di movimento, Vanessa, gran palla per Siclari. Torna indietro la Lazio, si arrabbia coach Chilelli, voleva più aggressività verso la porta. Iochisalo, sposta bene per Siclari. Giro palla, Vanessa. Iochisalo, ultimi 2 minuti del primo tempo. Siclari, riceve tra le linee, gestisce per il destro di Barca, Borges e poi Ruffini, non riesce a correggere in porta. Torna in porta Umbro per la Lazio. Kickoff che perde il pallone e Lazio che torna immediatamente con la portiere di movimento, nuovamente Ruffini a sostituire la compagna, poi non aggancia Barca. Adesso fase di gioco molto confusa con la Lazio che continua ad alternare la situazione del portiere di movimento. Respirano le squadre con la rimessa per la Kickoff quando mancano 1 minuto 44 secondi nel primo tempo. Copre Vanessa, Umbro rischiando grosso, palla fuori, rimessa a Kickoff. Getulio, cercata Pellegrini, copertura di Iochisalo, Vanessa dentro, grande palla per Iochisalo, non riesce lo stop della giocatrice finlandese. Pellegrini con il tunnel, gran giocata, Barca è in copertura, ritmo sempre molto alto. Portiere di movimento, rientra Ruffini. Iochisalo, Siclari, Vanessa. Iochisalo, sempre Siclari tra le linee, trovata, apre per Ruffini in mezzo per Barca che liscia la palla possibile della sua tripletta, fuori. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, giocata di Ghilardi contro 3 avversari, alla fine chiude Siclari, appoggia per Umbro, tornata in porta, sponda in qualche modo di Vanessa. Gabi riparte da Brugnoni, Getulio dentro, soluzione forzata, finisce sul fondo. Cerca un dribbling in zona rossa, Vanessa si porta fuori il pallone. 40 secondi alla fine del primo tempo. Scampolo finale per Bovo che rientra in campo al posto di Gabi De Souza. Sinistro di Ghilardi, palla fuori, non di molto. Bruna Borges non trova Getulio, squadre piuttosto sfilacciate in questa parte finale del primo tempo, dopo che entrambe hanno speso molto, dando anche spettacolo. 5 gol nella prima frazione. Sempre portiere di movimento per la Lazio, Iochisalo, ultimi 20 secondi. Vanessa dentro, palla intercettata, Bruna Borges a porta vuota, non riesce a sorprendere la Lazio. Mancano 10 secondi, ultima azione, Iochisalo, Vanessa dentro, sponda di Ruffini per il tiro di Siclari, deviato in corner. Ci sono 4 secondi e 5 decimi. Corner battuto all'indietro per Vanessa, sinistro, palla fuori di pochissimo. 2 secondi e 4, rilancio immediato, Borges fermata ed è l'ultima azione di un bellissimo primo tempo. Si va al riposo tra Kickoff e Lazio sul punteggio di 2-3. Doppietta di Barca e gol di Vanessa per le romane. Per la Kickoff una doppietta di Getulio. 2-3 intervallo e dal Palamattei torniamo a collegarci tra poco. A dopo.
Di nuovo insieme dal Pala Mattei di San Donato Milanese. Tutto pronto per la seconda frazione di kick-off contro Lazio. Primo tempo che si è concluso sul punteggio di 3-2 per la squadra ospite. Dunque Lazio avanti grazie alla doppietta di Barca e al gol di Vanessa. Sempre in vantaggio la Lazio. 0-1, 0-2, l'1-2 di Getulio, 1-3 di Barca e ancora Getulio, doppietta per la 17 della kick-off ad accorciare il passivo. Si riparte con una falsa partenza, però c'è stata un'invasione, partita troppo presto Bovo della kick-off, allora si deve ribattere il calcio d'inizio di questo secondo tempo. Arbitri che sono Domenico De Candia di Molfetta e Daniel Fior di Castelfranco Veneto. Zanfino di Agropoli è il cronometrista. Ora tutto regolare. Subito Ghilardi a contrasto con Vanessa. Barca, mattatrice del primo tempo con 2 reti. Spinge Barca centralmente. Copertura da parte di Ghilardi. Secondo tempo che riparte subito ad alto ritmo, così come è stato per quasi tutto il primo tempo, con le squadre ad affrontarsi a viso aperto. Lazio che ha fatto abbondante uso della tattica del portiere di movimento. Pasqual sponda, Siclari respinto. Pasqual, Barca. Di prima Vanessa verso Siclari. Getulio anticipando anche la sua compagna in porta, Brugnoni. Siclari alza palla, Vanessa sponda. Pasqual ancora per Vanessa. Siclari. Vanessa, buono lo stop a seguire dentro per Pasqual che difende Vanessa. Siclari destro forte, palla fuori. Sempre ben sfruttata questa situazione dalla Lazio con Pasqual che fa da pivot, adesso rischia Bruna Borges. Palla profonda per Bruna Borges, Bruna col destro, diagonale, fuori di pochissimo. Grande lancio dalla difesa a cercare Bruna Borges. Ha chiuso troppo il suo diagonale. Ancora secco oggi la miglior marcatrice della kick-off. Bel guizzo di Siclari. Pasqual fuori dall'area, sponda, non trova Barca. Riparte allora con calma da Vanessa. Duello con Bruna Borges, sponda di Barca. Non si chiude il triangolo. ...37 anni per Vanessa Pereira, classe 88, 2 febbraio. L'anno scorso tornata in Italia con il Molfetta prima di rientrare alla Lazio, dove aveva già giocato per 2 anni in passato. Barca. Siclari. Le finte, prova a passare in mezzo a 2. Regala il pallone a Brugnoni che poi con un po' di fretta cerca Ghilardi. Davanti Getulio, lancio impreciso. Getulio la migliore nel primo tempo della kick-off. 2 gol, il secondo stupendo, una parabola praticamente dall'angolo che ha beffato Umbro. Copertura Ghilardi, poi sbaglia, recupera Siclari. Pasqual di prima, non passa il pallone per Vanessa, grande occasione, è rimasta avanti Borges, riceve Borges, non riesce a calciare, palla fuori. Borges si era fermata prima nell'azione precedente, non aveva ricevuto il pallone, si era disperata a terra e poi era rimasta totalmente libera. Ha avuto una grande palla gol. Fermata Getulio. Giocati i primi 2 minuti 9 secondi nel corso del secondo tempo. Bruna Borges. Ghilardi. Bella palla per Getulio, appena troppo profonda. Era una buona combinazione, infatti cenno col pollice su di Getulio. Pasqual, solita competente difesa del pallone. Vanessa, tunnel, giocata, Vanessa per Pasqual. Il gol lo segna Pasqual, ma l'azione è di Vanessa, stupenda, 2-4. Un tunnel meraviglioso di Vanessa Pereira a Bovo e poi l'assist a Pasqual a porta vuota. Sono 8 i gol in campionato per Corinne Pasqual.
Deve reagire nuovamente la kickoff, fermata Getulio, riceve Borges in mezzo, Pellegrini! Scontro durissimo, è tutto regolare, è il gol della kickoff immediato con Pellegrini. Nello scontro con Umbro, infatti protesta la panchina della Lazio con l'allenatore Chilelli infuriato con gli arbitri. Ma il gol è stato convalidato, dunque gol di Pellegrini, mentre è a terra Marica Umbro che adesso riceve le cure dello staff medico della Lazio per un problema probabilmente nella zona del costato. E dunque nel giro di pochi secondi 2 gol in questo scoppiettante inizio di secondo tempo, con Pasquale per la Lazio e subito dopo Pellegrini per la giocatrice francese. È il gol numero 10 in stagione, doppia cifra per Faustine Pellegrini, mentre è ancora ferma a terra Marica Umbro. Ha iniziato a scaldarsi in panchina per la Lazio la seconda portiere Elisa Farinelli. Oggi è assente Marianna Pepe, che di solito è la titolare della Lazio. Colpita molto duramente Umbro in questo scontro con Pellegrini. Vibranti le proteste della panchina della Lazio. I due arbitri De Candia e Fior hanno valutato regolare lo scontro di gioco e concesso la rete alla kickoff. Gioco fermo con Marica Umbro ancora a terra. Il problema è sulla parte destra del costato, una botta molto forte nello scontro con Pellegrini. Si sta preparando Elisa Farinelli, probabilmente dovrà entrare la secondo portiere, classe 2004. 21 anni per Farinelli, che gioca nella Lazio nel settore giovanile a partire dal 2020. Continuano le proteste delle giocatrici della Lazio, mentre probabilmente deve entrare anche lo staff medico in servizio qui a San Donato Milanese per prendersi cura di Umbro, che rimane sempre molto dolorante dopo lo scontro con Pellegrini nella situazione che ha portato al terzo gol della kickoff. Punteggio di 3-4, gioco interrotto. Adesso riesce a rimettersi almeno parzialmente seduta Umbro con le cure dello staff medico della Lazio. 2 minuti e 42 secondi giocati nel corso del secondo tempo e sono già state 2 le reti segnate, una per parte proprio nel giro di pochissimi secondi. Prima Pasquale ha messo a segno il momentaneo 2-4 della Lazio, poi Pellegrini ha segnato il 3-4 nell'azione che ha portato al duro scontro con la portiere della Lazio Umbro, e quindi a questa interruzione di gioco, aiutata ora anche a respirare la portiere della Lazio, evidentemente colpo che ha provocato anche qualche difficoltà respiratoria. Adesso si rialza Marica Umbro con l'applauso sportivo bello da sottolineare del Palamattei. Esce dal campo sulle sue gambe, ma ha bisogno evidentemente di un momento di pausa in panchina. Dunque fuori Umbro e primo ingresso nella partita per Elisa Farinelli, classe 2004, dunque chiamata a difendere la porta della sua Lazio. Umbro in panchina. Si può riprendere dopo questa lunga interruzione, vediamo chi ripartirà meglio con un secondo tempo iniziato con un gol per parte e con la kickoff che dunque è riuscita a subito riportarsi a un gol di distanza. 3-4 il punteggio al Palamattei. Marica Umbro ha preso posto in panchina. Getulio in avanti per Pellegrini, grande stop, Pellegrini, Farinelli, la prima parata super di Farinelli, ma che stop al volo di Pellegrini. Gabi respinto da Siclari, corner. Giocata
bellissima di Pellegrini e grande parata, la prima appena entrata di Elisa Farinelli, subito protagonista. Entrata a freddo per l'infortunio di Marica Umbro. C'è ancora qualche macchia di umidità evidentemente in quella zona dove Umbro è rimasta a terra per parecchi minuti dopo il colpo subito da Pellegrini in precedenza. Si può ripartire con il corner, anzi forse ancora no. Adesso arriva il via libera dagli arbitri. Borges. Forte, basso, Farinelli. Getulio finta, Getulio sinistro, respinto da Vanessa. Contrasto, Vanessa in avanti per Barca. Ottima copertura di Gabi, poi prova a impegnarsi Getulio, non riesce a tenere in campo questa palla. Portiere di movimento per la prima volta nel secondo tempo, errore Pellegrini a porta vuota, manda alto. Parole tra le giocatrici della Lazio e la panchina, con Vanessa che forse chiedeva più attenzione nelle modalità di questo cambio del portiere. Pellegrini fa passare, recupera Brugnoni. Pellegrini, fermata con decisione da Barca, ultimo tocco della capitana della Lazio. Molto pericolosa Pellegrini, che ha segnato il gol del 3-4 e poi ha sfiorato il 4 pari dopo una giocata bellissima, ma ha trovato la prima parata della neoentrata portiere Farinelli. Troppo lungo il pallone qui di Getulio, che poi va a pressare Vanessa. In avanti Barca, non si intende con le compagne. Giocati 4 minuti nel secondo tempo, ne restano 16. Borges non può arrivare su questo pallone, è troppo lungo. Incitamento del pubblico del Palamattei. Kickoff che però deve difendere la palla per Iochisalo. Mette in mezzo, respinto Getulio. Corre a destra Pellegrini, Getulio va a sinistra, Getulio doppia finta, arriva però il rientro di Barca. Adesso portiere di movimento per la Lazio. Vanessa di prima, ancora una situazione un po' affrettata, nuovo cambio, torna in porta Farinelli. Brugnoni prova addirittura il tiro, ma ormai Farinelli era ampiamente rientrata nella porta della Lazio. Si allacciano Iochisalo e Bruna Borges. Alla fine gli arbitri fanno giocare la palla della kickoff. Riparte Gabi De Souza. Sfida Vanessa che la guarda. Gabi all'indietro per Borges. Getulio. Sbaglia il pallone dentro. Allora ripartenza con l'intervento molto deciso, regolare di Borges. Infrazione della Lazio, passati 5 secondi per battere la rimessa. Allora pallone regalato alla kickoff. Anticipo coraggioso di Siclari. Partita che si sta sporcando, un po' meno tecnica, un po' più agonistica. Sta già contando l'arbitro, deve sbrigarsi Getulio. Borges voleva coordinarsi, Vanessa ha capito tutto. Ghilardi sinistro, traversa clamorosa Gabi, il pareggio della kickoff al 6° minuto del secondo tempo. 4-4 Gabi. Sulla rimessa laterale terrificante il mancino di Greta Ghilardi, ha fatto tremare la traversa sul tap-in. La più veloce è stata Gabi De Souza. 25 minuti di partita, 8 gol, spettacolo puro. E non è finita, Siclari punta, Gabi resiste. Vanessa, portiere di movimento, Ruffini. Pasquale tra le linee.
Ruffini. Vanessa. Chiama le marcature l'allenatore della kickoff russo. Libera Ruffini. Pasquale dalla linea di fondo. Cerca di ripartire, non passa il pallone, la porta è vuota. Borges fuori. Mantiene il portiere di movimento la Lazio con Ruffini in campo. Palla difficile, bella sponda per Ruffini. Ruffini difende, Ruffini sponda, Pasquale, arriva anche Siclari. Si è persa però l'inerzia dell'azione per la Lazio con Vanessa. Chiama incontro Pasquale, Vanessa. Poi sceglie a destra Ruffini con una palla imprecisa, la porta è sempre vuota. Bruna Borges, Gabi prova a partire, Vanessa, duro intervento di Gabi, fallo. Punizione per la Lazio. Si rialza Vanessa. Spiegazioni con Gabi De Souza, che adesso rientra in panchina, sostituita da Arianna Bovo. Giocati 6 e 10 nel secondo tempo, ne mancano 13 e 50 con fretta Vanessa, troppa. Sempre portiere di movimento per la Lazio, è Ruffini. Pasquale, una palla difficile, la tocca in fallo laterale Bruna Borges. Kickoff che dunque è tornata in parità per la prima volta dall'inizio della partita. Vanessa, sinistro, fuori di poco. Cambio portiere per la Lazio, riparte dal basso la kickoff, Ghilardi spedisce dove non ci sono compagni. Tornata in porta Farinelli, sempre in panchina Marica Umbro. Dopo il duro scontro precedente, situazione tornata sotto controllo, sta ricevendo ancora le cure dello staff medico della Lazio Umbro. Situazione comunque sembra assolutamente serena sulla panchina della Lazio. Getulio sta allacciandosi una scarpa. Passa qualche secondo con Vanessa che ha sportivamente atteso che la connazionale si allacciasse la scarpa. Porta vuota, Borges in avanti, Getulio, doppio rimpallo con Ruffini, ultimo tocco della giocatrice della kickoff. Verticale Vanessa, Barca, si combatte, recupera Ruffini, riparte da Vanessa. Siclari. Vanessa prende campo lei, dentro per Barca, stop a seguire, Barca sponda bene per Siclari, finta il tiro, Ruffini. Ragiona ora la Lazio, pallone arretrato, Vanessa non riesce a gestirlo, attenzione perché la porta è vuota, rientra ora in tutta fretta Farinelli, battuta in mezzo, recuperata con infrazione della kickoff, palla Lazio. Succede di tutto, ritmo molto alto, cambio con Siclari per la Lazio che lascia momentaneamente il campo. Rientra Iochisalo, eccola. Bruna Borges contro Pasquale, tocca per Getulio che non riesce a controllare. Partita sempre molto nervosa in questo secondo tempo, anche per il continuo uso del portiere di movimento della Lazio, che provoca diverse situazioni di gioco molto occasionali, con tentativi di ripartenze della kickoff. Vanessa dentro, bella sponda per Siclari, adesso è lei portiere di movimento. Siclari, Iochisalo, Siclari, Vanessa. Studia la situazione, Vanessa a sinistro, con il corpo Bruna Borges, rimessa per la Lazio. Vanessa, dentro, Iochisalo, adesso gioca lei da pivot. Vanessa, Iochisalo, sponda, Pasquale con un po' di spazio, Vanessa, gira bene per Siclari, bella azione, Iochisalo, il tiro respinto, porta vuota, Borges respinge Vanessa e poi calcia fuori. Cambia il portiere della Lazio, rientra Farinelli. Tunnel di Gabi, che giocata, c'è libera Bovo, cercata Bovo, Bovo col destro in mezzo e Barca salva tutto.
sempre da una parte all'altra. 11:45 da giocare nel secondo tempo. Palla in mezzo, rimpalli, Ghilardi lascia scorrere in fallo laterale. Bruna Borges trova Vanessa che riparte, inseguita, resiste Vanessa, Borges guadagna il fallo laterale. Molto brava Bruna Borges. Gabi cerca un tocco che non riesce. Iochisalo, dribbling, Iochisalo destro, paratona di Brugnoni in spaccata, grande intervento e applausi di tutto il pubblico del Palamattei. Brugnoni. Portiere di movimento è Siclari. Si sistemano le giocatrici della Lazio. Sponda per Vanessa con spazio sinistro. Ancora Brugnoni in corner. Prende qualche secondo Pasqual. Anche occasione per respirare un po' per le due squadre. Battuta all'indietro per Iochisalo. Blocco di Siclari. Iochisalo dribbling, giocata in mezzo Siclari. Siclari destro. Ancora Brugnoni. Terza parata consecutiva. Bravissima Ilaria Brugnoni nella chance da titolare che l'ha dato mister Russo. Portiere classe 2003. Vanessa. Sale la pressione della kick-off. Pallone interno per Siclari. Sbaglia stavolta Vanessa. Adesso schema della Lazio che non si concretizza. Rientra in porta Farinelli. Brugnoni stavolta con il gioco di piedi non riesce a essere precisa. Sempre portiere di movimento per la Lazio, sempre Siclari. Chiama la palla, la ottiene. Vanessa dentro, Siclari, pressione, porta vuota, Brugnoni vuole anche calciare in avanti. Tiro sbilenco, sarà rimessa con dal lato laterale per la Lazio. Giocati 9:36, ne mancano 10:24 in questo secondo tempo. Punteggio 4 pari. Non arriva il pallone per Siclari che è dall'altra parte del campo. Rispetto alla panchina non arriva il cambio, resta col portiere di movimento la Lazio. Giocata di Vanessa, saltata a Gabi. Vanessa, doppio rimpallo. Poi tocca a Gabi, in porta c'è Siclari. Bovo contro due, tunnel a Iochisalo che però molto brava con il corpo. Ferma l'azione di Bovo. Sempre superiorità numerica in attacco per la Lazio. Rischia Pasqual ma trova bene Vanessa. Adesso rallenta i ritmi la Lazio, prova a gestire con Iochisalo. Spazio anche per il tiro sinistro, Brugnoni in corner. Altra parata di Ilaria Brugnoni. Adesso però la kick-off sta soffrendo, pronta a rientrare Getulio. Iochisalo, spazio destro, stavolta largamente impreciso, palla fuori. Nove e 22 ancora da giocare, punteggio di 4 pari con la kick-off che aveva subito all'inizio del secondo tempo il 2-4 della Lazio e poi è riuscita a pareggiare in pochi minuti grazie prima a Pellegrini e poi a Gabi. Fallo piuttosto evidente ora di Bovo. Punizione per la Lazio. Nuovamente portiere di movimento mentre protesta Vanessa. Giocatrici della Lazio piuttosto nervose con gli arbitri da quando è stata decisa la convalida del gol di Pellegrini, il punto che aveva dato il 3-4 alla kick-off. Seguito uno scontro molto duro tra Pellegrini e la portiere Umbro. Cercata Siclari, porta vuota, Bovo col destro e la kick-off passa in vantaggio col gol della capitana Bovo. 5-4.
con 9 minuti e un secondo ancora da giocare. Il gol di Bovo, che dunque porta in vantaggio per la prima volta in questo pomeriggio la squadra milanese. Per la capitana Arianna Bovo è il quinto gol in stagione e ha sfruttato la Lazio la tattica del portiere di movimento della Lazio, l'ha sfruttata la kick-off punendo un passaggio sbagliato. Sempre portiere di movimento è Siclari, è rientrata anche Ruffini, palla per Pasqual. Vanessa, larghissima a sinistra Siclari, si va invece da Ruffini. Adesso Siclari, Vanessa, scivola la difesa della kick-off, gestisce la Lazio, chiama le posizioni Vanessa, Siclari, davanti c'è Barca. Vanessa a sinistro, voleva forse un taglio di Pasqual, la porta è sempre vuota, attenzione a Getulio però pressata, rischia Getulio contro Pasqual, ultimo tocco della giocatrice della Lazio. Interviene Bovo, mette lei in fallo laterale, mancano 8 minuti 5 secondi alla fine di questa bellissima partita, 5-4 per la kick-off. Vanessa per Ruffini. Nuovamente Vanessa. Barca. Siclari. Stop, giocata in mezzo, deviazione! E l'autogol sfortunatissima di Getulio con 7 minuti e 42 secondi da giocare. Il gol della Lazio, il pareggio 5-5. Non si smette mai di divertirsi al Palamattei in questo pomeriggio. 10 gol, 5 pari. L'autogol di Getulio a rimettere in linea di galleggiamento la Lazio. Doppietta nel primo tempo. E adesso questa sfortunata autorete per Getulio. Pantano deve difendere contro Getulio. Spara in fallo laterale. Appena rientrata in campo Irene Pantano. Qualche rotazione in più per mister Chilelli. Getulio. Fuori per Ghilardi. Non passa il pallone. Getulio in mezzo per Borges. Fuori, sbaglia Pasqual, prova il break, molto attenta Bovo. Nuovamente portiere di movimento è Siclari, rientra anche Ruffini. Cambio molto breve con Pantano. Vanessa, Ruffini, Pasqual, Barca e Siclari portiere di movimento. Questo ora il quintetto scelto da Chilelli. Pronta a rientrare in campo Farinelli come portiere di ruolo. Difende la kick-off Ruffini, Pasqual. Ruffini. Siclari sponda, Ruffini, Vanessa. Può puntare Vanessa dentro per Ruffini. Poi Pasqual fermata da Brugnoni. La porta è vuota, Ghilardi rischiando qualcosa. Bovo dentro per Getulio. Non c'è portiere per la Lazio. Borges libera Getulio destro, palla fuori. Grande occasione costruita dalla kick-off, sfruttando ancora la situazione con la portiere di movimento per la Lazio, che rimane con Siclari. Adesso costruzione molto difficile, sbaglia Ruffini. Kick-off ora con Brugnoni e poi Ghilardi, Bovo, che ha segnato poco fa il 5-5. Bruna Borges e Getulio. Si spiegano giocatrici e arbitro. Ghilardi, Borges, Getulio. Si muove Bruna Borges, in porta c'è Siclari. Scambio Getulio, anticipata da Barca, grande chiusura. 6 minuti 20 secondi da giocare. Lazio sempre con il portiere di movimento, anche se ora è tra i pali fissa Siclari.
Arriva il cambio per la Lazio, torna in porta Farinelli, portiere di ruolo. Breve riposo per Getulio nella kick-off, è rientrata Pellegrini, lanciata Pellegrini vuole sterzare, mette in mezzo, da posizione molto defilata, fuori. Ultimi 6 minuti in questo istante, copertura di Pellegrini che va a lottare, Barca dentro per Pasqual di punta e Brugnoni risponde. Nuovamente portiere di movimento per la Lazio, nuovamente in campo Gabi De Souza per la kick-off dopo un riposo piuttosto prolungato. È già uscita Pellegrini. Vanessa studia. Ruffini aggredita da Gabi che è fresca. Siclari tra le linee, bene il passaggio per Pasqual, poi Ruffini. Vanessa. Punta Bovo, ragiona, trova Barca. Tocco di Bovo, vicina a strappare il pallone per la kick-off. Vanessa quasi caracollando, supera la metà campo. Si muove, riceve Barca. Siclari. Solito palleggio avvolgente. Vanessa chiama palla a Pasqual, il tocco è per Barca. Pasquale in mezzo, non passa l'assist, poi in qualche modo Barca, la porta è vuota. Brugnoni, Vanessa con calma, stoppa, riparte. 4:50 da giocare, punteggio sempre 5-5. Servita Barca, Siclari per Pasqual cerca un passaggio ulteriore che non passa, aggancia Ruffini, tiro respinto. Si accontenta poi della rimessa, sempre porta vuota per la Lazio con la tattica del portiere di movimento. Vanessa. Barca per Siclari destro e la risposta di Brugnoni, sempre porta vuota. Brugnoni vicino da Ghilardi, pressione altissima della Lazio, Ghilardi guadagna la rimessa laterale. Si lamenta Bovo e per le proteste riceve il primo cartellino giallo della partita. Ammonita Arianna Bovo. Momento di tensione in campo, possesso della Lazio, 4:13 alla fine della partita. Vanessa. Siclari. Barca, spalle alla porta, deve difendere per Pasqual. Giro con Ruffini. Vanessa, sempre Siclari, portiere di movimento. Vanessa dentro con una bella palla intercettata, inspaccata da Bruna Borges. Regia della Lazio sempre affidata a Vanessa. Si muove, riceve Siclari. Doppio scambio. Barca dentro, Pasqual, linea di fondo, poi rientra Siclari, punta Bovo, Siclari aggredita, trovata Vanessa dentro, Ruffini in mezzo, poi Siclari finta, destro, rimpalli, Barca fermata, la porta della Lazio è vuota, prova a occuparla, ce la fa Siclari, riparte la kick-off con lo scavetto bello di Borges. Gabi, il tiro, cercando di sollecitare Siclari che non deve intervenire. Negli ultimi minuti Lazio sempre col portiere di movimento, quindi quando poi l'azione diventa difensiva Siclari va a giocare tra i pali, pur non essendo chiaramente portiere di ruolo. C'è il fallo di Bovo ai danni di Cecilia Barca. Mancano 3 minuti e 8 secondi. Ruffini con lo stop. Pasqual. Siclari. Vanessa con un po' di spazio. Vanessa dentro per Siclari, offre per Ruffini. Si cerca di liberare Vanessa. Siclari.
Voleva più velocità l'allenatore Chilelli della Lazio, invece si riparte ancora da Vanessa. Sinistro deviato da Siclari, la sua compagna. Situazione quasi paradossale. Adesso gioco che si ferma perché l'arbitro deve fischiare la ripresa del gioco. Stavolta le proteste sono della kick-off. Brugnoni avanti con le mani, Ruffini si abbassa, fa passare. Kick-off che negli ultimi minuti non è riuscita a produrre particolari azioni offensive. Davanti Vanessa. Lazio ora molto stanca, che continua a giocare con Siclari come portiere. Vanessa col petto, poi tocco di Bovo su Ruffini. 2 minuti 21 secondi ancora da giocare. Nella kick-off fuori Bovo rientra Getulio. 2 gol e un'autorete per lei in questo pomeriggio. Avanti Vanessa, Pasquali in qualche modo, poi Ghilardi. Davanti Brugnoni. Vanessa contro Getulio, tocco per Siclari. Pasquale, sponda Vanessa. Prova a puntare Vanessa, lato sinistro in mezzo, la palla passa, il gol è di Vanessa. Lazio di nuovo avanti, 6-5. Restano da giocare 2 minuti e 1 secondo. Un tiro cross insidioso di Vanessa, forse anche una piccola deviazione sulla strada di questo pallone che si è infilato alle spalle di Brugnoni. Adesso per la prima volta nella partita portiere di movimento anche per la kick-off è Bovo. Palla profonda, Gabi si era liberata ma il tocco di Ghilardi è stato sbagliato. Ultimo minuto e 56 secondi. Kick-off che ha perso le ultime 2 gare consecutive qui al Pala Mattei e che adesso è sotto. Siclari dentro cercando Barca, arriva Pasquale, rimpallo, combatte Getulio, forse anche un colpo, si gioca Siclari, rimasta libera dentro Barca, fermata da Ghilardi, prova a ripartire la kick-off. Vanessa capisce tutto, poi però sente un dolore all'altezza dell'inguine. Acciacco per Vanessa, si è già ripreso il gioco, anche se Vanessa ha chiesto di aspettare all'arbitro. Stringe i denti Vanessa, nonostante un problema all'inguine che ha avvertito poco fa nella chiusura decisiva su Bruna Borges. Si riparte con la palla scodellata per Borges. 1 minuto e mezzo. Lazio avanti di un gol, 5-6. Bruna Borges, finta. Fuori per Bovo. Getulio carica il destro, respinge Vanessa. Stringe i denti dopo il problema fisico di poco fa. Bovo contro Pasquale che lotta, la porta è vuota. Ghilardi resiste, trovata bene Bovo, poi scontro con Siclari. Ultimo tocco della giocatrice della Lazio. Getulio, forte ma molto alto. Sempre portiere di movimento per la kick-off. Manca 1 minuto e 2 secondi alla fine della partita. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Pressione di Vanessa. Siclari non arriva, bella palla di Borges per Bovo. È libera Gabi. Borges va da Bovo. Bovo destro. Gabi per il pareggio della kick-off. Doppietta di Gabi all'ultimo minuto. 6 pari. Bovo con il tiro cross salvato quasi sulla linea e poi con il secondo tap-in della sua partita Gabi De Souza. Sono 12 i gol stagionali della giocatrice brasiliana, maglia numero 11 della kick-off. Mancano 44 secondi, 5 decimi, siamo in parità, può ancora succedere di tutto. Ghilardi ruba palla, viene trascinata a terra da Barca. Punizione e cartellino giallo, ammonita Cecilia Barca.
La porta era vuota perché giocava ancora col portiere di movimento la Lazio. Per questo motivo le giocatrici e il pubblico della Kickoff volevano una punizione più severa per Barca, invece giallo estratto dagli arbitri. Mancano 39 secondi, 5 decimi, punteggio di 6-6, partita scoppiettante. Punizione, Ghilardi ha già colpito una traversa in questo pomeriggio con un tiro da lontano, da cui poi nacque il gol in tap-in di Gabi, era il 4-4. Ghilardi vuole calciare, respinge Vanessa. Pasquale, bene per Ruffini. Vanessa si muove, Barca, la palla è per Ruffini, Ruffini dentro, Barca! Non arriva in scivolata, occasione sprecata. 30 secondi esatti alla fine. Brugnoni lungo, Pasquale difende, Vanessa gira. Barca, entrambe le squadre vogliono vincerla. Ruffini gira bene per Pasquale. Pasquale punta, Ruffini, circolazione, Vanessa prova un dribbling, non passa, mancano 12 secondi e 2 decimi. Brugnoni lungo, recupera Farinelli, 8 secondi, lungo con le mani, molta confusione, adesso Gabi, ultimo pallone, 3 secondi, Bruna Borges, Borges destro, Farinelli ed è finita. Bruna Borges ha avuto la palla per vincerla, Farinelli ha salvato la Lazio, finisce 6-6. Partita bellissima, amiche ed amici, al Palamattei. 12 gol, 6 per parte, uno spettacolo continuo mentre le squadre si salutano. Andiamo a riepilogare le reti. Lazio avanti con Barca e poi con Vanessa, 0-2 Getulio per l'1-2. Ancora Barca, 1-3, 2-3 di Getulio. Nel secondo tempo 2-4 di Pasquale, pareggio della Kickoff, prima Pellegrini e poi Gabi e poi nuovo vantaggio Lazio con l'autogol di Getulio, nuovo pareggio di Bovo, 5-6 Lazio con Vanessa e proprio all'ultimo minuto di partita il gol del definitivo 6-6 di Gabi de Souza. Si salutano le squadre, applaudono gli spettatori, è stata una partita bellissima, è finita 6-6. Da parte di Gioele Anni, grazie amiche ed amici del canale YouTube della divisione Calcio 5 per essere stati con noi in questo pomeriggio. Un saluto e alla prossima!